Siamo con Attilio Saggiorato di Snow Food Veneto, un'associazione internazionale, giusto? Esatto. E trattate di? Allora, a scapito del nome, Slow Food è un'associazione italiana nata a Bra più di 30 anni fa che diciamo proprio per il fatto che poi si è internazionalizzata ha voluto cambiare il nome in Slow Food, per cui cibo lento. Noi nasciamo con l'idea proprio di valorizzare un cibo che sia molto più a portata di tutti e contemporaneamente più lento rispetto a quello che era negli anni '80 il fast food che era imperante in quel periodo. L'associazione nostra valorizza quelli che sono i prodotti del territorio, quelle che sono le tradizioni. Infatti a Piazzale sul Brenta noi presenteremo alcuni presidi che sono dei prodotti o diciamo anche delle creazioni che erano in voga negli anni scorsi e che comunque stavano scomparendo. E mi riferisco per esempio alla stortina veronese, che è un salume tipico della bassa veronese, piuttosto che l'oca in onto, che è un'altra meraviglia della cucina italiana, che anche questa stava scomparendo. Il riso di grumolo di Abadessi, il formaggio asiago stravecchio, tutti prodotti questi che la mia generazione ha conosciuto a suo tempo e che invece le nuove generazioni rischiano di perdere. Non ci è mai sembrato giusto e infatti la nostra associazione li valorizza. In questa occasione noi presenteremo questi prodotti come altri prodotti e faremo in modo che ci sia la giusta attenzione proprio per queste particolari creazioni della nostra cucina che stavano scomparendo. Vi vedremo a Chioggia? Saremo lì a Piazzale sul Brenta sicuramente. Poi alcuni altri prodotti li troveremo anche in altre piazze, li troveremo anche in alcuni ristoranti che hanno già cominciato a proporli all'interno dei loro menù, perché l'iniziativa è quella anche di fare in modo di creare un giusto riconoscimento a questi prodotti e dando un giusto valore anche a chi li produce. Per cui da quel punto di vista lì Slow Food valorizza anche quello che possono essere proprio tutta la serie di mercati nei quali questi prodotti vengono presentati. Mi riferisco anche per esempio al mercato della terra di Somma Campagna, che è la prima domenica di ogni mese, dove già troviamo questi prodotti ogni mese a seconda della stagione naturalmente. Per cui l'appuntamento è a Piazzale sul Brenta. Piazzale sul Brenta, 21 e 22 maggio, dalle 10 di mattina fino alle 10 di sera. Noi ci saremo e chi viene avrà modo, oltre a mangiare bene, oltre a trovarsi bene, a vedere un sacco, cioè a vedere anche una villa spettacolare, avremo anche la possibilità di presentare i nostri presidi. La ringrazio moltissimo. Grazie a voi.